Siccome da dove nasce Admo Padova? ADMO nasce per ricordare Roberto Rosolén, che è un ragazzo che nel 1992, studente di medicina, si è ritrovato a dover affrontare il percorso più difficile, la leucemia. E nonostante una famiglia numerosa e parecchi fratelli, Roberto non ha trovato il suo gemello genetico e la famiglia Rosolén si è impegnata per poter portare a Padova la sensibilizzazione e cercare più donatori possibili. Da allora continua questa missione di cercare donatori di midollo osseo. E i numeri di che cosa parlano? Oggi parliamo di oltre 17.000 soci, di oltre 100 donatori effettivi per Padova, quindi sono numeri importanti e speriamo che Roberto sorrida ogni volta che usciamo là fuori e andiamo a cercare donatori di midollo osseo, perché ancora oggi la leucemia fa comunque paura e l'unica alternativa quando le terapie non funzionano è trovare una persona compatibilmente geneticamente compatibile che possa andare a donare le proprie cellule e ridare una speranza di vita. E qual è la compatibilità oggi? La compatibilità oggi è ancora 1 su 100.000, quindi quando troviamo un donatore effettivo noi parliamo un po' di un eroe, perché nonostante il gesto sia assolutamente semplice e non pericoloso, però 1 su 100.000 ci dà l'idea di quanto sia difficile trovare la compatibilità. Che cos'è che manca oggi? Tu hai parlato di sensibilizzazione. Sì, manca un po' di informazione. A noi piacerebbe non dover più esistere, ci piacerebbe che tutti sapessero cos'è il midollo osseo, che tutti sapessero la differenza ad esempio col midollo spinale, e che non c'è bisogno di andare nelle scuole, nei gruppi sportivi, andare a cercare giovani tra i 18 e i 35 anni, perché le persone sanno già che c'è bisogno di donatori. Che cos'è che spaventa di più o magari c'è disinformazione? Sicuramente la differenza tra midollo osseo e midollo spinale è lo scoglio principale. Quando definiamo il midollo osseo, cioè le cellule del nostro organismo che producono il sangue, la gente si rilassa, dice ah ok, allora non rischio la paralisi, non rischio la vita. Quindi questo è il principale punto che spesso anche le normali comunicazioni, i giornalisti a volte fanno dei grossolani errori perché parlano di midollo spinale invece che midollo osseo. E poi il metodo di donazione, perché sono due momenti distinti. Il primo è l'entrata nel registro, quindi mettersi a disposizione per cercare la compatibilità. Il secondo è, trovata quella compatibilità, quell'1 su 100.000, donare effettivamente il midollo osseo. E in realtà non è niente di difficile, perché oggi il 99% dei casi avviene da aferesi, quindi da un prelievo da sangue periferico in totale sicurezza, in ospedale, con equip di medici, infermieri che sono assolutamente dei professionisti sempre, a maggior ragione quando si parla di dono.